Benvenuti e buon martedì. Oggi è il 7 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:52. La luna si leva a 00:56 e cala alle 13:20. Oggi la chiesa celebra San Claudio. Il nome Claudio ha un'antica origine sabina, poi latinizzata in Claudius, e curiosamente significa zoppo o claudicante, un appellativo che divenne il nome di una delle più potenti famiglie dell'antica Roma. Il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato. Si festeggia la scoperta e il piacere dell'oro nero, una storia d'amore che lega l'umanità al cacao da oltre 5.000 anni. Se consumato fondente, il cioccolato è un vero toccasana. È ricco infatti di antiossidanti, fa bene al cuore e soprattutto all'umore. Un'ottima scusa per concedersi un piccolo peccato di gola oggi. Spegne oggi 86 candeline Sir Ringo Starr. Batterista leggendario dei Beatles, ha segnato la storia della musica con il suo stile inconfondibile. Nel 2015 è entrato ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame, confermandosi uno dei musicisti più influenti di sempre. Auguri anche a Licia Colò, che compie oggi 65 anni. Dai pomeriggi di Bim Bum Bam ai viaggi intorno al mondo con ale falde del Kilimangiaro, Licia è diventata la viaggiatrice più amata della TV, sempre impegnata nella difesa degli animali e dell'ambiente. Il 7 luglio 1881 nasce Pinocchio. In questo giorno vengono pubblicate per la prima volta le avventure del burattino più famoso del mondo. L'autore Carlo Lorenzini, in arte Collodi, scrisse la storia quasi per necessità economica, non immaginando che quel bambino dal naso lungo sarebbe diventato un simbolo universale della letteratura per ragazzi. Marlon Brando è il copione volante. Sapevate che il leggendario interprete de Il Padrino detestava imparare le battute a memoria? Sul set, infatti, Francis Ford Coppola era costretto a far incollare dei bigliettini con il copione ovunque, sui mobili, nelle tazzine di caffè e persino sul petto degli altri attori. Brando sosteneva che leggere le battute per la prima volta durante la scena lo aiutasse a sembrare più naturale. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Vediamo insieme cosa riserva il cielo per questo martedì di luglio. Ariete. Siete un treno in corsa, ma oggi attenti a non travolgere chi vi sta intorno. Usate la vostra grande energia per costruire, non per polemizzare. Toro. Le stelle vi regalano una splendida lucidità mentale. È il giorno ideale per risolvere un problema pratico che vi trascinavate da giorni. Gemelli. Siete distratti da 1000 pensieri. Fate un bel respiro. Focalizzatevi su un obiettivo alla volta e rimandate le decisioni importanti a domani. Cancro. Un pizzico di nostalgia potrebbe bussare alla vostra porta. Non fatevi scoraggiare. Il presente ha in serbo per voi bellissime sorprese. Leone. Siete determinati e carismatici. Sul lavoro nessuno riuscirà a dirvi di no, mentre in amore è il momento di osare e farsi avanti. Vergine, giornata all'insegna del recupero. Finalmente le tensioni degli ultimi giorni si allentano, lasciando spazio a pensieri molto più positivi. Bilancia, sarete ottimi mediatori. Se in famiglia o tra gli amici c'è qualche malumore, la vostra diplomazia riporterà la pace in un lampo. Scorpione, siete molto ambiziosi e oggi potreste ricevere una bella conferma. Continuate a seminare. I frutti del vostro impegno sono vicini. Sagittario. Il cielo vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Accettate un invito inaspettato o dedicate del tempo a un nuovo, stimolante hobby. Capricorno. Sarete chiamati a gestire una questione finanziaria o burocratica. Niente paura, la vostra precisione millimetrica vi eviterà ogni errore. Acquario. L'amore richiede attenzione. Se avete trascurato il partner per il lavoro, oggi è il momento perfetto per rimediare con una bella sorpresa. Pesci. Siete super produttivi e pieni di inventiva. Sfruttate questa giornata per riorganizzare i vostri spazi e alleggerire la vostra routine. Che sia per tutti un martedì radioso.
A domani con le previsioni delle stelle. Il 7 luglio 2009 avvenne l'ultimo saluto a Michael Jackson. A Los Angeles si tengono i funerali del re del pop scomparso improvvisamente a 50 anni. La cerimonia fu un evento mediatico senza precedenti, circa 3 miliardi di persone si sintonizzarono per dare l'addio all'artista più premiato e controverso della storia della musica, un record televisivo tuttora imbattuto. In inglese si dice "Don't count your chickens before they hatch", cioè non contare i polli prima che si schiudano. È l'equivalente perfetto del nostro proverbio popolare "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Un consiglio sempre attuale è quello di mai cantare vittoria prima di aver raggiunto effettivamente l'obiettivo. Marc Chagall, l'artista che dipingeva i sogni. Attraverso guerre e rivoluzioni Chagall ha creato un mondo pittorico sovrannaturale, popolato da violinisti sul tetto e amanti che volano nel cielo. Personaggio coerente e testardo, durante il suo esilio americano si rifiutò categoricamente di imparare l'inglese o di chiedere la cittadinanza, restando sempre profondamente legato alle sue radici e al suo immaginario fantastico. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Woody Allen mi piace perché è più brutto di me. E con questa battuta ironica vi auguro di affrontare la giornata con leggerezza ed un bel sorriso. Noi ci vediamo domani puntuali come sempre per un nuovo appuntamento con il nostro almanacco e tante curiosità da tutto il mondo. Una buona giornata dalla vostra Jaire.